Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commento veneziano ragazzi, come sapete purtroppo la play è in assistenza, domani la spedisco, speriamo bene, mi ha detto massimo 15 giorni, speriamo bene raga, speriamo bene. Sfiga comendiana, ma intanto il Comendone vuole andare sul Universe Comendiano, non è neanche WWE 14, ma WWE Comenda Infinity, cioè è un nuovo gioco creato appositamente per il veneziano, e quindi andremo a fare una modalità Universe con storielle comendiane. Giocherò solo con il Comenda chiaramente e partiamo da un punteggio basso, un po' come la carriera di WWE 15. Porca puttana, vale rigiocare, ma non posso, vaffanculo. E niente, quindi potremo che aspettare un anno, 2, 3 anni, cioè nel senso, quando il general manager mi dà dei match, io partecipo, non creerò nessun match apposta per me, niente, livello leggenda, ho anche alzato un po' l'asticella delle barre di contromosse, tutto proprio per rendere tutto meravigliosamente impossibile. Come punteggio ho 70 ragazzi. Ok raga, andiamo. Modalità Universe Comandiana. Andiamo. Vai ragazzi, primo match alla seconda settimana di Raw, Comenda Veneziano vs Dan Ambrose. Buono Fioi, andiamo. Da notare la prima rivalità per il titolo a Raw scusate, a SmackDown tra Antonio Cesaro e Hulk Hogan, ragazzi. Quindi il primo duello Hulk Hogan è tornato a 150 anni perché è l'unica leggenda che voglio sempre in ogni modalità Universe che si rispetti. Vediamo il veneziano, il suo debutto con Dean Ambrose, quindi un debutto abbastanza morbido, anche se però 70 ragazzi. Eccolo qua raga, eccolo qua. Ecco il Comendone che entra, ragazzi, un Comendone in jeans, così qualche polsino. Chiaramente un Comendone molto semplice perché è la sua prima esperienza nella WWE, presto però nuovi costumi li aggiornerò sempre ogni anno. E vai ragazzi, entra il talento, entra il talentissimo e God, entra il talentissimo e God. Ragazzi siamo contro, guarda, però la differenza di grafica è spaventosa ragazzi, poi che sono anche su televisore a 36, a 32 pollici, LED super cazzuto, vedere la differenza è veramente clamoroso. Ah, siamo contro cazzo il campione degli Stati Uniti, è vero? Vai Fiori. Siamo contro dei United Championships, dai. United States Championship. Adesso qua speriamo. Ok. Commenda veneziano. Vai. Ok. Adesso vediamo anche. Devo un attimo riprendermi, cazzo. Oddio, che poi qua sono anche con l'Xbox. Porca puttana. Aia, no, però non mi piace restare. Aspetta un attimo. Indicatori, no, non mi piace. Oddio, dov'era? Indicatori bersaglio, no. È questo di sì, ok. Io un attimo riprendo, madonna che differenza a livello grafico. Comunque io la vedo in maniera clamorosa, eh. E si inizia, ragazzi, inizia la Universe. Ma no, dai. Ecco, molto bene. Aia. Ragazzi, non comincia bene il Comendone. Madonna. Relax, relax. E porca puttana, grande veneziano. E il veneziano risponde. E il veneziano risponde. Se non sai che cazzo di mossa ho, non mi ricordo. Che sporo, ciao. Ancora, ma porca puttana. Spear comendiana. Vai di Spear. Madonna che più veloce che è. Calma. Bastardo, me l'ha parata. Porca puttana, più un altro gioco. Un altro gioco, cazzo. Aia. Ragazzi, Ambrose mi sta massacrando, eh. La cosa è abbastanza ufficiale. Questo debutto nella WWE non è positivo. Occhio. Ricordo che ho 70, sarà dura. Aia. Riesco a pararle, cazzo, non riesco a pararle. È molto più veloce, cazzo. Aia.
Ma puttana troia, ragazzi, veneziano in sofferenza. Il Cume in sofferenza. Il Cumendone in sofferenza, fio. Il Cumendone è molto in sofferenza. E vaffanculo, però. Non può pararmele tutte, però, dai. Ma non può pararmele tutte. Grazie, vecchio. Porca puttana, mi sta massacrando. Guarda, Ambrose impazzito, Ambrose impazzito. Aia. Alla finisher, era già la finisher, cazzo, che bello. Ola. E vaffanculo. E anche il Cume c'è. Spear. Devo fare un po', devo spammare il più possibile. Non può pararmele tutte, non può pararmele tutte. Grande Cume. Relax, Cume, relax. Oh, questa è la classica mossa come dire c'è in ogni WWE. Dai. Merda, ho esagerato. Merda. Merda, 3 diverso, cazzo. Vince Dan Ambrose. Inizio difficile nella WWE per il Comendone. Ha preso abbastanza le bombe dal campione degli Stati Uniti. Spero di potermi rifare subito, ragazzi. Mamma mia, che dura. Mamma mia, che dura, ragazzi. Ambrose, cioè. Dan Ambrose mi ha massacrato il culo. Ragazzi, mi danno un rematch con Ambrose. Purtroppo non siamo partiti bene, devo anche riambientarmi, ragazzi, perché è veramente un altro gioco, un altro gioco graficamente, un'altra roba, cioè, ma porca troia. Sto pensando alla mia play che è in giro per la Francia, va bene, dai, pazienza, che spoccio, vaffanculo. Attenzione, entra veneziano, siamo a Detroit, ragazzi, eccolo qua il Cumendone, incazzatissimo. Eccolo qua veneziano, carico, pronto a dominare, pronto a dominare. Vai Cume, scatena la tua potenza. Scatena la tua potenza, Cume, dai. Adesso bisogna batterlo però Ambrose, se no qua non avrò mai match. Comunque Ambrose che è per gli Stati Uniti, insomma, ci è venuto subito un avversario non proprio scarso, Allora non ci ho capito un cazzo. Non ci ho capito veramente l'amica, che poi siamo anche a leggenda a sto punto, veramente comincio a pensare che nella carriera comendiana Spear! Nella carriera comendiana veramente è normale il livello a sto punto. Brava. Merda. E vaffanculo. Calma. Spear, stavolta c'è, devo spammare, vaffanculo, all'inizio 70, oh, porca puttana. Devo salire piano piano, non ho neanche un'abilità. Eccolo là e si para il culo. Ancora con sti cazzo. Ma perché? Ma perché? No, porca troia, lo potevo levarla sta roba. Aia, stronzo. Ambrose ha rotto il cazzo. Aia, stronzo. Oh, Takemo, sai, sono poi i match sono più veloci. Qua, capisci, sono più veloci. E quindi... va a cagare, però, ma tutte me le para, ma dai. Sono anche scarso, oltretutto 70, cioè a livello leggenda, veramente un'impresa. Dai, con calma. Tanto la Play 4 arriverà tra un po'. Grande, dai. E vaffanculo, fioi. Il Cume ha ancora un background molto ridotto. Ok, Cume, bravo. Dai, con calma. Eccola. Cazzo, solo averla parata stavolta. Aia. Aia. Fio de una mignotta. No, l'avevo parata questa però. Credo che Spazio Games si è lamentato del fatto che WWE 15 è più lento, ma la cosa migliore del gioco, fio, è al 100%, proprio senza dubbio. Ancora! Non ci credo. Bravo. Anche questo è diverso, Aia. Già. Dai che in difficoltà Ambrose. Già mi schiena vuol dire che ha paura. Mossa speciale. Aia, brutta. Brutta.
Ammazza, oh fioi, mi hanno proprio... Dan Ambrose mi ha proprio massacrato. 2 sconfitte molto molto pesanti. Mamma mia ragazzi, che bombe che ho preso. Devo un attimo svegliarmi, ragazzi, dobbiamo svegliarci perché non è cominciata bene questa carriera comendiana. Ragazzi, incredibile ragazzi, prima mese di WWE e il veneziano entra in un match del pay per view. Ryback incazzatissimo per le poche occasioni che ha detto voglio entrare nel pay per view e voglio affrontare il più scarso della lega, il più scarso della federazione, insomma quello che è appena arrivato, ed è un match contro Veneziano. Veneziano sarà massacrato e ancora mi sono dimenticato comunque di fare questo. Bene, bravo, bravo, come da Veneziano. Incredibile, fio, il Kumendone è al primo pay per view Extreme Rules, però è come sparring partner praticamente. Ma ragazzi, un mese veramente da incubo per Veneziano, un mese da incubo, è partito veramente grandissimo, è partito veramente male, nel senso atti di nonnismo contro Veneziano. Vediamo, però ci prova, chissà che magari possa essere il rilancio di qualcosa. Attenzione, contro mossa kumendiana. Veramente pay per view inaspettato, vabbè, non posso far così a questo livello di difficoltà. Ryback veramente già vuole massacrare Kumendone. E Ryback, mamma mia, eccolo là. Ai 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 ai, che mese ragazzi, che mese. La storia comincia così, la storia kumendiana. E niente, qua non riesco neanche a fare questo che lo faccio sempre di solito. Comunque la giocabilità di WWE 15 Fioi è una roba devastante, troppo migliore. Assolutamente, assolutamente. Guarda qua, non posso proprio fare niente, bravo Kume, dai proviamoci, proviamoci. Mi hanno scaraventato in un pay per view inaccettabile. Inaccettabile questo pay per view. Ryback vuole sfogare le sue frustrazioni. Grande Kume del fatto che la federazione non gli dà quello che vuole. E sul Kume spamma un po' e godo. Vai Kume. Sarebbe bellissimo vincere un pay per view, cazzo, ho perso con Ambrose. Ma comunque ragazzi, attenzione, devo ricordare che Ambrose ha perso contro Shawn Michaels e Ric Flair in un triple threat, la possibilità, cioè il titolo degli Stati Uniti ragazzi. Quindi il titolo degli Stati Uniti adesso è a Shawn Michaels. Vai Kume, stiamo andando già meglio. Stiamo andando già meglio, che cazzo. Bravo Kume. No, bastardo. Bastardo. Aia. 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 Occhio raga. Vaffanculo. Dai Kume, bravissimo Kume. Dai la gomitata della vita, bravo Kume. Il Kume ci prova. Ma Ryback è forte, Ryback è forte, vuole sfogare tutta la sua rabbia Ryback. Bravo venezianone. Hopete. Dai Kume, bravissimo. Mamma mia che cuore ragazzi, mamma mia che cuore del Kume nel pay per view. Mamma mia che cuore. Dai, dai che è la mia mossa questa. E dammi la mossa speciale, brutto porco, eccolo qua. Attenzione, Crippler Crossface, Crippler Crossface. Ma è dura ragazzi, è molto dura. Ok, però anche lui è messo male. Anche lui è messo male, attenzione, Arcaio. Arcaio. Attenzione, la beffa forse. 1, 2. Incredibile, si salva Ryback, stava portando a casa il risultato. È pazzesco, Ryback qua si para, però sangue Ryback. Non ci credo. Potevo vincere nella pay per view. Non ci credo. Vabbè, ma dai. Bravo Kuma, dai. Dai, salvati. No, anche lui ce l'ha Spencer, porca puttana, anche lui ce l'ha, anche lui ce l'ha. Anche lui ce l'ha, è mosso cazzi. È mosso cazzi. Devo parare a tutti i costi. Aia, non ce l'ho fatta. Attenzione. Rope break, salvato. Salvato, salvato. Eccolo qua. Il match del cuore kumendiano. Ci riprova. Bravo, come si risalva.
Basta. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. La marcia del porco, la marcia del porco. Stavolta me la sono giocata meglio, però sono soddisfatto. Rebecca ha chiuso purtroppo, ma se l'hai vista brutta nel pay per view, il Kuma ha dimostrato di esserci. Sì, è il come si salva, è il come si salva. È il come si salva in maniera stoica, incredibile, beffarda. Proviamo a schierarlo, che se sarà impossibile. Uno. Niente da fare. Proviamoci, bravo Kuma, provaci, provaci. Questi sono i match che fanno emozionare la folla. Bastardo Ryback. Bastardo. Bastardo Ryback. Adesso ce la fa, ce la fa. È finita ragazzi, è finita, ma che cuore di veneziano. Perdo il pay per view fatto proprio ad hoc per Ryback, ma se l'hai vista veramente brutta. Primo mese è nato così, 3 sconfitte, ma sono sicuro che veneziano può riprendersi. Raga, un saluto dal comandone veneziano, un saluto da Extreme Rules. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.